La sua storia ha commosso tutto il mondo. Elisa Girotto, la giovane mamma di Spresiano venuta a mancare il 22 settembre scorso, dopo una lunga battaglia contro un cancro al seno che non gli ha lasciato scampo, decise di lasciare prima di morire 18 regali alla sua piccola di 1 anno. 18 doni che il padre consegnerà alla piccola Anna ad ogni compleanno fino alla maggiore età. Questa storia drammatica che parla di un amore immenso ora entrerà anche nelle sale dei cinema perché, è notizia di questi giorni, ne verrà realizzato un film. Il regista sarà Francesco Amato e le riprese potrebbero già iniziare verso la fine del 2018 per uscire nelle sale nel 2019. Era una donna straordinaria, ci disse il papà Alessio Vicenzotto quando a novembre il comune di Spresiano aveva intitolato ad Elisa la sala al piano terra della biblioteca comunale dove opera lo spazio mamma e lo sportello donna. Sì, l'insegnamento è sicuramente quello di non mollare mai, di credersi fino alla fine e di perseguire i propri sogni come lei ha fatto. Elisa e la sua bambina saranno dunque le protagoniste di un film che sicuramente sarà in grado di toccare il cuore di milioni di persone. Un film, ci auguriamo, in grado di sensibilizzare anche sul tema della ricerca scientifica, come ci ha detto il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra. Io mi auguro che le istituzioni, lo Stato in primis, investa sempre più nella ricerca e poi che magari anche parte del ricavato del film venga devoluto a questo alto scopo.